Il DDL Buongiorno introduce il modello di dissenso e volontà contraria, una variazione giuridica che può penalizzare le vittime. Numeri mai raggiunti prima per Poste Italiane, ma manca il confronto con le sigle sindacali. Il liceo del Made in Italy viene presentato come un grande successo. È davvero così? Ennesima vittima sul posto di lavoro. Il Veneto chiede responsabilità. Senza consenso è stupro. Con questo slogan si è svolta nei giorni scorsi la manifestazione nazionale a Roma contro il DDL Buongiorno in materia di violenze sessuali. Questa è una piazza per la libertà, per i diritti, che vuole contrastare una regressione culturale che è in atto a danno delle donne, e in particolare chiediamo che venga modificato e cambiato il cosiddetto decreto stupri, che in realtà sta producendo un arretramento pericoloso, quasi come se le donne che sono stuprate debbono difendersi e motivare come se fosse colpa loro. A differenza delle bozze iniziali che chiedevano il consenso libero e attuale, ovvero una manifesta volontà di partecipare all'atto sessuale, il DDL Buongiorno introduce il modello del dissenso, una modifica che punta sul concetto di volontà contraria, che deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso, un quadro che in tribunale può essere usato contro le vittime. In realtà è la cultura maschile che deve essere cambiata, ed è necessario per questo cambiare quel decreto, ed è necessario battersi e essere nelle piazze. Contemporaneamente essere qui oggi significa anche chiedere che ci siano una serie di provvedimenti a partire dall'educazione affettiva nelle scuole, ma significa anche rimettere al centro la necessità che nel lavoro ci sia una parità di diritti. Per questa ragione la CGIL qui oggi è parte di questo movimento ed è un'azione politica, culturale che noi vogliamo mettere in campo perché i principi e i valori della nostra Costituzione siano effettivamente applicati. I KPI, Key Performance Indicators, sono indici misurabili che permettono di valutare quanto un'azienda, un reparto o un team stia raggiungendo gli obiettivi fissati. Possono riguardare l'andamento complessivo dell'organizzazione oppure analizzare singoli processi produttivi. Per essere efficaci devono avere obiettivi chiari, essere misurabili nel tempo e aggiornati con regolarità. I dati raccolti vanno poi contestualizzati, confrontati con soglie di riferimento e archiviati per monitorare l'evoluzione delle performance. I KPI sono strumenti centrali, soprattutto nei processi di innovazione e digitalizzazione. Aiutano le imprese a capire se strategie, investimenti e organizzazione del lavoro producono risultati concreti. In Italia, la cura quotidiana di anziani non autosufficienti e persone con disabilità continua a gravare soprattutto sulle famiglie e in particolare sulle donne. Il disegno di legge delega sui caregiver familiari approvato dal governo riconosce formalmente questa figura, ma secondo molte associazioni e organizzazioni sociali non introduce misure capaci di rispondere davvero ai bisogni di milioni di persone. Il provvedimento prevede risorse limitate e destinate a una platea molto ristretta. Il contributo economico massimo fino a 400 euro mensili sarebbe riservato ai caregiver conviventi con carichi assistenziali molto elevati e con requisiti economici stringenti. In base alle stime potrebbe riguardare non più di 50.000 persone a fronte di circa 7 milioni di caregiver familiari presenti nel paese. Il problema principale resta però l'assenza di un sistema strutturato di servizi territoriali. Da anni chi si occupa di assistenza chiede interventi che integrino sanità e welfare sociale, servizi di sollievo, supporto psicologico, assistenza domiciliare e strumenti che consentano di conciliare il lavoro con l'attività di cura. Senza queste tutele, molte persone sono costrette a ridurre o a abbandonare l'occupazione, con conseguenze anche sul piano previdenziale. Il rischio è che la cura continui a essere considerata un fatto privato, confinato alle case e sostenuto quasi esclusivamente dalle famiglie. Una logica che, secondo molte realtà del mondo sociale e sindacale, riflette un progressivo arretramento del welfare pubblico e lascia irrisolta la cronica carenza di servizi. Dietro l'impegno
dei caregiver c'è spesso un forte legame affettivo, ma anche un carico quotidiano di responsabilità e fatica che difficilmente può essere affrontato senza un sostegno collettivo. Per questo il tema dell'assistenza resta al centro del dibattito sul futuro del welfare e sulla capacità dello Stato di garantire diritti e dignità non solo alle persone più fragili, ma anche a chi se ne prende cura. La CGIL porta in tribunale Burger King per lo sfruttamento dei rider. Nidil, Philcams e Filt hanno presentato un ricorso al Tribunale di Milano sostenendo che la catena di fast food abbia una responsabilità nella filiera delle consegne a domicilio, gestite da piattaforme come Glovo e Deliveroo, già coinvolte in indagini per caporalato. Secondo il sindacato, l'azienda avrebbe dovuto vigilare sulle condizioni di lavoro dei ciclofattorini che consegnano i suoi prodotti. Il ricorso chiede che venga riconosciuta una responsabilità solidale dei committenti dei servizi di delivery, chiamati a garantire standard di lavoro dignitosi lungo tutta la filiera. Una causa pilota che punta ad aprire una nuova stagione di tutele per i rider. I dati sulle iscrizioni al prossimo anno scolastico riaccendono il dibattito sulla riforma della scuola superiore. Il Ministero dell'Istruzione presenta come un successo la filiera tecnologico-professionale quadriennale, il modello 4+2, che riduce di un anno il percorso scolastico e rafforza il legame con le imprese. Ma i numeri raccontano una realtà più complessa. Le preferenze delle famiglie restano infatti concentrate sui percorsi tradizionali. I licei raccolgono circa il 56% delle iscrizioni, gli istituti tecnici il 30%, mentre i professionali superano di poco il 13%. La filiera tecnologico-professionale coinvolge invece poco più di 10.000 studenti, una quota minima rispetto agli oltre 560.000 iscritti complessivi alla scuola secondaria di secondo grado. Secondo la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL, il presunto boom del modello quadriennale deriva soprattutto dal modo in cui i dati vengono presentati. Il confronto viene fatto con l'anno precedente e non con il totale degli iscritti, dando così l'impressione di una crescita più significativa di quanto lo sia in realtà. Anche l'organizzazione dei percorsi solleva interrogativi. Con circa 700 percorsi attivati, le iscrizioni risultano inferiori alla soglia prevista per la formazione delle classi e spesso si ricorre a deroghe per mantenerli aperti. Il nuovo modello prevede inoltre un orario settimanale più esteso, l'avvio anticipato dei percorsi per le competenze trasversali e una possibile riduzione delle discipline di base. Una struttura che, secondo FLC-CGIL, rischia di comprimere la formazione generale e accentuare le disuguaglianze del sistema scolastico. Intanto restano irrisolti problemi strutturali come gli squilibri territoriali tra nord e sud e la domanda crescente di tempo pieno e tempo prolungato nelle scuole. Questioni centrali per la qualità dell'istruzione che difficilmente trovano spazio nel racconto trionfalistico dei numeri. È la fine di novembre del 1912 e a Modena, dal 23 al 25, si riuniscono i sindacalisti rivoluzionari per il loro congresso fondativo, da cui nacque l'Unione Sindacale Italiana, che getta le sue origini nel 1907, quando a Parma venne costituito un Comitato Nazionale della Resistenza di impronta sindacalista rivoluzionaria dotato di un proprio giornale, l'Internazionale. I promotori erano sindacalisti apertamente ostili all'indirizzo riformista della neocostituita Confederazione Generale del Lavoro. Fin dall'inizio l'organizzazione raccolse circa 100.000 iscritti e accrebbe rapidamente il proprio peso politico, diffondendosi soprattutto a Milano, dove rimase a lungo protagonista. Il programma dei rivoluzionari prevedeva il rifiuto della lotta politica, della mediazione parlamentare, del partito e dello Stato. La loro linea privilegiava l'azione spontanea delle masse, lo sciopero rivoluzionario come strumento di abbattimento dello Stato e il boicottaggio della produzione capitalistica.
Nel 1914 l'USI entrò in crisi, spaccato in due fazioni distinte. Alceste de Ambris si schierò a favore di un intervento in guerra a fianco della Francia, appoggiato anche dalla forte sezione milanese guidata da Filippo Corridoni. Questa corrente si saldò con l'interventismo futurista, che nel frattempo era già passato all'azione di piazza con Marinetti e Boccioni. Insieme a loro, il giovane direttore dell'Avanti Benito Mussolini, che meno di un decennio dopo prenderà il potere e guiderà con autoritarismo il paese. Dopo il Consiglio Generale dell'USI del settembre 1914, la componente interventista venne espulsa. Corridoni e De Ambris fondarono così i Fasci d'Azione Internazionalista e, insieme a Rossoni, Ciardi e Pasella, l'Unione Italiana del Lavoro, primo nucleo del sindacalismo nazionale, poi formalmente costituitosi nel 1918. Anche Giuseppe Di Vittorio, cresciuto sindacalmente nell'USI, ebbe inizialmente una breve adesione all'interventismo, presto abbandonata. L'USI fu sciolta dal regime fascista nel 1926, ma continuò la propria attività in clandestinità. Nel dopoguerra, con l'avvento della Repubblica, i suoi ex militanti decisero di non ricostituirla, contribuendo invece alla costruzione del sindacato unitario CGIL, sotto la guida di Giuseppe Di Vittorio. In un paese dove la natalità è ai minimi storici, qualsiasi benefit per i futuri genitori potrebbe portare ad un aumento delle nascite, ma questo non sembra essere il parere del governo. Infatti alla Camera la maggioranza ha bocciato la proposta che prevede l'estensione del congedo obbligatorio ai padri fino a 5 mesi nei primi 18 mesi di vita del figlio, una copertura retributiva dall'80 al 100% e l'inclusione di lavoratori autonomi e partite IVA. Ufficialmente per mancanza di coperture, ma è realmente così? In realtà la maggioranza ha deciso di precludere questa possibilità senza nemmeno iniziare un dibattito. La norma avrebbe suddiviso la responsabilità genitoriale in modo maggiormente equo, non costringendo le madri lavoratrici a scegliere tra figli e carriera. Una norma che per la CGIL è di giustizia sociale e che potrebbe portare ad un incremento delle nascite. Ma anche questa volta ogni dibattito è stato precluso dalla formula responsabilità contabile. Ma come funziona il congedo parentale negli altri paesi europei? Il Portogallo, ad esempio, prevede 5 mesi al 100% e 6 mesi all'80%. In Francia il congedo di paternità è di 28 giorni, di cui una parte obbligatoria, e il dibattito è aperto per adottare modelli maggiormente paritari. In Spagna, invece, sono previste 16 settimane per ciascun genitore, con una retribuzione al 100%, di cui 6 settimane obbligatorie dopo la nascita. La Norvegia prevede 12 mesi complessivi retribuiti con una suddivisione equilibrata per ciascun genitore. La Finlandia stabilisce circa 6 mesi per ciascun genitore. Da questi dati si può capire che solo in Italia i figli sono responsabilità delle madri. La memoria come strumento per leggere il presente e costruire il futuro. Con questo spirito, lo SPI CGIL Puglia ha promosso la Memoria parla al futuro, donne protagoniste, un percorso itinerante dedicato al ruolo delle donne nella storia sociale e nelle conquiste dei diritti. L'iniziativa, avviata a inizio marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, attraversa tutta la regione con incontri pubblici e momenti di approfondimento. Il calendario tocca 6 città, da Bisceglie a Bari fino a Taranto, Brindisi, Foggia e Melendugno, e mette al centro figure femminili che hanno segnato il cammino dell'emancipazione. Un modo per ricordare il contributo delle donne alle battaglie civili e sociali, ma anche per riflettere sulle disuguaglianze che persistono tutt'oggi. In Veneto le morti sul lavoro non si fermano. Cadute e macchinari fuori controllo non sono delle fatalità. Ogni volta che un lavoratore non torna a casa è la società intera a subire una sconfitta. Il problema dei morti sul lavoro è un problema che rende incivile un paese che si definisce civile. Noi siamo stanchi e quasi ci vergogniamo di fare degli appelli come fossero dei pianti inascoltati.
Nel 2025 le denunce di infortunio all'INAIL sono state 71.867, in aumento rispetto all'anno precedente, un dato che conferma il trend in crescita degli ultimi 3 anni e riaccende l'allarme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo bisogno che ci siano delle soluzioni concrete, che vengano applicate le norme che ci sono, che la responsabilità di chi ce l'ha venga poi ricondotta anche a una punizione. Dobbiamo veramente dire basta, dobbiamo ripartire con un'idea diversa, un'idea di paese diverso, un'idea di sicurezza, un'idea di lavoro diverso, rimettendo al centro il lavoro e la dignità di chi per lavorare deve vivere e non deve morire. Non possiamo sacrificare all'ordine del profitto la vita dei lavoratori che già sono sfruttati, sottopagati, e mi voglio fermare semplicemente qua. Semplicemente dignità e rispetto, partendo da quello che è l'articolo 1 della nostra Costituzione. Bene, dare dignità. Esselunga amplia il personale e cerca addetti picking per la spesa online, figure centrali nel servizio e-commerce. Si lavora nei magazzini dedicati, preparando gli ordini con dispositivi digitali, verificando qualità e correttezza dei prodotti e rispettando tempi e procedure. È previsto anche il supporto al rifornimento e alla sistemazione della merce. Non è richiesta esperienza e non ci sono limiti di età. L'azienda garantisce formazione sul campo e in aula. Serve conoscenza dell'italiano e disponibilità ai turni, anche notturni. Le posizioni sono aperte in Lombardia e in Emilia-Romagna. Le candidature si inviano online sul sito Esselunga selezionando la sede di interesse. Dopo settimane di assemblee nei luoghi di lavoro, Filctem CGIL e le altre sigle sindacali hanno formalizzato il via libera definitivo per il rinnovo del contratto Gomma Plastica Industria. Per la prima volta siamo riusciti, con una trattativa molto complicata e serrata, durata un anno, a chiudere recuperando sui minimi tutto il valore previsto dalle regole, e abbiamo provato a dare un'altra risposta straordinaria, cioè a gestire, condividendole con la controparte, le transizioni. E non pensiamo solo alla transizione energetica, ambientale, digitale, ma anche alla transizione demografica, che in un settore come questo è molto importante. Il settore coinvolge principalmente lavoratori dai 50 anni in su, con il 78% legati a turni. Abbiamo provato a rafforzare le previsioni sia del precedente contratto sia delle leggi e a dare delle risposte per garantire condizioni di lavoro e diritti in tutti i luoghi di lavoro del settore. Importante avere recuperato 204 euro per il triennio sul valore complessivo, di cui 195 sui minimi, per un montante straordinario per il settore di 4.350 euro nel triennio. Sono state rafforzate le tutele per malattie e per disabilità gravi, ma anche le tutele per donne in uscita da percorsi contro la violenza. Rafforzati anche il trasferimento delle competenze professionali tra generazioni e ottenuto maggiore equità sui contributi per il welfare sanitario. Un riscontro molto positivo, un confronto molto serrato sulle cose che abbiamo portato a casa e su quelle su cui ci siamo impegnati collettivamente a continuare il lavoro in questi futuri 3 anni, e circa il 99% delle lavoratrici e dei lavoratori italiani del settore, che sono 165.000, questo è il 4º contratto manifatturiero in Italia, hanno approvato l'ipotesi d'accordo, e quindi abbiamo sciolto la riserva negli scorsi giorni e il contratto è attivo in tutte le sue parti. I lavoratori e le lavoratrici prenderanno la prima tranche proprio in questi giorni. Il bonus assunzioni giovani under 30 resta attivo anche nel 2026. Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato chi ha meno di 30 anni, mai occupato prima con questo tipo di contratto, sono previsti sgravi fiscali del 50% sui contributi previdenziali, fino a massimo di 3.000 euro per l'anno per 36 mesi. Se l'assunzione riguarda studenti che entro 6 mesi dal titolo di studio abbiano svolto in azienda alternanza scuola-lavoro o apprendistato, la percentuale sale al 100%, sempre entro lo stesso tetto.
È previsto anche per la trasformazione di contratti a tempo indeterminato e per il mantenimento in servizio dopo l'apprendistato. La richiesta avviene online tramite il flusso Uniemens sul portale INPS. Rivolgiti al tuo sindacato di categoria per verificare i requisiti del tuo contratto. Poste Italiane archivia il 2025 con numeri mai raggiunti prima. I ricavi toccano quota 13,1 miliardi di euro. L'utile netto sale a 2,22 miliardi. L'azienda parla di anno eccezionale, di performance record in tutte le aree di business, di un gruppo sempre più proiettato verso la modernità. Ma sul fronte delle relazioni industriali il clima è ben diverso. La SLC CGIL riconosce i risultati economici, ma denuncia una situazione che definisce un arretramento democratico. Da circa 2 anni, sostiene il sindacato, SLC CGIL sarebbe sistematicamente emarginata dai processi decisionali per scelta aziendale e con il concorso di altre sigle. Una delle maggiori aziende del paese, che ambisce a un ruolo centrale nello sviluppo economico, sta impostando un sistema di relazioni che, secondo la SLC, non rispecchia la complessità e la responsabilità di un grande gruppo pubblico. Il nodo non riguarda i risultati industriali, ma la qualità del confronto e la possibilità di esercitare pienamente la rappresentanza sindacale. Per la categoria della CGIL, la crescita non può prescindere dal rispetto delle regole democratiche nei luoghi di lavoro. L'obiettivo dichiarato è continuare a denunciare quella che viene considerata una distorsione, lavorando per ripristinare un sistema di relazioni industriali fondato sul pluralismo e pari dignità tra le organizzazioni. Il bilancio di Poste dovrebbe tener conto dei 2 piani, i record finanziari e il dialogo sociale, un equilibrio che, per essere solido, richiede non solo conti in ordine, ma anche un confronto trasparente e inclusivo. Con un investimento da 75 milioni di euro, l'Europa punta a ridisegnare la propria infrastruttura digitale. Presentato al Mobile World Congress 2026, il progetto Euro 3C collega reti di telecomunicazioni, cloud, edge computing e intelligenza artificiale in un unico modello federato, sostenuto dalla Commissione europea attraverso Horizon Europe. Guidato da Telefonica e composto da oltre 70 organizzazioni di 13 paesi, il consorzio integra nodi già operativi per offrire servizi digitali sicuri, rapidi e che possano comunicare e funzionare in sinergia, anche se di operatori o paesi differenti. L'obiettivo è rafforzare autonomia tecnologica e competitività, con applicazioni in settori strategici come energia, trasporti e sicurezza pubblica. Una sentenza del Tribunale di Pavia segna un passo importante per i diritti delle lavoratrici domestiche madri. Il giudice ha riconosciuto a una collaboratrice domestica il diritto alla NASPI, dopo le dimissioni presentate nel primo anno di vita della figlia, stabilendo che anche in questo settore devono valere le tutele previste per le altre lavoratrici. La donna si era rivolta al patronato Inca CGIL dopo che l'INPS aveva respinto la domanda di disoccupazione. L'istituto sosteneva che per colf e badanti non fosse prevista alcuna forma di sostegno al reddito in caso di dimissioni legate alla maternità. Con l'assistenza legale dell'Inca, la lavoratrice ha impugnato il diniego davanti al tribunale. Il giudice ha ritenuto che escludere le lavoratrici domestiche da questa tutela costituisca una disparità ingiustificata. Attraverso un'interpretazione della normativa coerente con i principi costituzionali, la sentenza ha affermato che anche per queste lavoratrici deve essere riconosciuto il diritto alle indennità previste durante il periodo protetto legato alla maternità. L'INPS è stato quindi condannato a corrispondere la NASPI dalla data della domanda fino all'inizio di un nuovo impiego, oltre agli accessori previsti. Il pronunciamento rafforza infatti il principio di uguaglianza tra lavoratrici madri e apre la strada a possibili riconoscimenti analoghi per molte altre persone impiegate nel lavoro domestico, un settore spesso caratterizzato da maggiore fragilità contrattuale e minori tutele. La tutela della maternità riguarda tutte le lavoratrici senza distinzioni di settore o contratto, perché il lavoro di cura merita rispetto, diritti e protezione. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.